che falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui ad asciugar parole che ho spesso non sento che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi, non sento che tremo mentre canto e scegli una stazione, vorrei potesse non dire non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnare capriole che a mezz'aria mai farò. Non sento più, tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi, non sento più, tremo mentre canto e segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Tra e tanto il tempo passa e passerai. Ciao, buongiorno. E intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi, non senti che tremo mentre canto e senti di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai, finire mai. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Oggi in bici. Spero che va tutto bene. Il mio buongiorno, anche se oggi non è un bel buongiorno per tutti gli amici del buon Francesco. Buongiorno! Purtroppo, ciao! Purtroppo ci ha lasciato il nostro Francesco, il negretto, noi lo chiamavamo il negretto, ragazzo di colore ma con sangue barlettano al 100%, ragazzo fantastico, ma fantastico, veramente. Si dice sempre che quando uno ci lascia dice sempre le buone parole, invece il buon Francesco veramente era un grande, il mio collega di scuola pure, purtroppo è così. Comunque è venuto a soffrire il buon Francesco. Oggi voglio entrare proprio nel castello, cioè, visto che sto in bici. Faccio una passeggiata in bici. Oggi è San Grazia, auguri a Grazia, Graziella, Mountain Bike, auguri a tutti. Un po' di ironia, signori, se no qua. E voglio fare gli auguri a un grande giocatore di Serie A che io ho avuto il piacere di conoscere solo in figurino. Oggi è il compleanno di Casagrande, grande giocatore della Fiorentina, del Cagliari, che la sorella Vicky gli fa tantissimi auguri, auguri, buon compleanno. Ciao Michele! Ecco qua, siamo nel castello, guardate che bello, anche se questa è una bellissima chiesa. Vedete, il governo che sta
queste scelte. A proposito vera, vedete, guardate che spettacolo che si vede di qua, mamma mia, una cartolina, bellissimo. La musica te la togliamo, tanto non vale la pena, tanto non si sente neanche. E allora dicevo, un bel percorso in bici, vedete questo bellissimo castello, questo bellissimo castello e questa bellissima villa. Allora volevo dire che ancora non si è fatto niente per quanto riguarda l'organico del Presidente del Consiglio del Comune di Barletta. Stanno facendo un po' di casini. Comunque io vi dico solo questo, che ragazzi dovete sapere che dovete amare la nostra città, perché se voi non l'amate come l'ama il sindaco Carlito, qui il popolo vedrai che si ribellerà. Questo è il nostro anfiteatro dove di solito facciamo delle belle serate. Di solito, ma quest'anno la vedo triste. Bello. Questa è la nostra fontanina che ancora deve... Buongiorno ancora a tutti quanti voi amici di Barletta Vesto. Oggi è 2 luglio, la settimana clou per me, perché io domenica compio 50 anni, mezzo secolo, mamma mia, 50 anni. Siamo vicini al traguardo dei 50 anni. Ora vado un po' nella zona antica, dove di solito non ci andiamo quasi mai, per motivi di bici. Ecco la nostra cattedrale, i nostri vicoli, vedete, prima mattina si vedono questi bellissimi . Si risveglia Barletta. Oggi è 2 luglio. 2 luglio, guardate che bello. Sto facendo il filmino. Guardate le luci, già hanno messo le luci per la nostra festa patronale, e poi gli sporcissimi come sempre, come al solito. Sono le strade per bene, vedete che bella questa, vedete, bellissimo. Che poi questa a Vico Stretto sarebbe la strada dei poeti,
Ciao ragazzi, scusate se non vi leggo perché non ho la possibilità. Questa è un'altra bellissima strada che porta a Sant'Andrea, bellissima, bellissima. E oggi vi porto anche alla Scagnata di Sant'Andrea, una cosa bellissima. Guardate, questa è la chiesa di Sant'Andrea. Questa è l'ex caserma dei finanzieri, abbandonata. Si ritorna. Pedalare, pedalare. Eccole, il Luna Park di Barletta, dove noi facciamo Avanol. Guardate, in fase di preparazione, vedete, anche se stanno già funzionando. Lo so Rusa, purtroppo qua siamo noi popolo che ci dobbiamo far più rispettare, perché questi pensano che sono stati votati e pensano di essere i padroni della città e non è così, non è così assolutamente. E va bene, va bene. E va bene, anche stamattina ci siamo, ragazzi, ci siamo. E ci fu ciaffe! Che ci fu ciaffe! E per la pausa. In diretta. Si vedono queste cose in diretta. Bellissimo, signori, vedete? Questo è il nostro Palazzo della Marra, bellissimo Palazzo della Marra. Le spalle del Palazzo della Marra, perché è il di dietro praticamente del Palazzo della Marra, dove c'è questa bellissima vista. Palazzo storico, bello, veramente bello. Che dire ragazzi, vi auguro un buon lunedì, vi auguro veramente un buon inizio di settimana. Auguri a tutti quanti, chi si chiama Grazia, Graziella, auguri. Facciamo gli auguri un'altra volta a Casagrande, il grande giocatore di Serie A, negli anni 70-80 ha dato filo da torcere a tutti. Una buona giornata a tutti. Da questo bellissimo paradiso di nome Barletta vi auguro una grande settimana. E l'ultimo saluto lo do a Francesco in Negretto. Che la terra ti sia lieve, Francesco, sei stato un grande.
Buona giornata a tutti.